Allerta meteo ed è subito panico. Stavolta hanno avuto ragione gli uffici della Protezione Civile regionale. Il forte maltempo della notte scorsa ha lasciato infatti vistosi segni ovunque con il fango che sta impegnando i cantonieri del competente settore dell'ex provincia regionale di Agrigento al lavoro per ripristinare la viabilità. Sono segnalati smottamenti sulla provinciale Piano Gatta Montaperto, Giardina Gallotti, smottamenti anche sull'Agrigento Cattolica Eraclea, sulla provinciale Santa Elisabetta San Biagio Platani, sulla provinciale 60 a Comitini, sulla 15 dalla stazione di Aragona per Grotte Racalmuto e ancora sulla 85 Grotte Favara. Situazione critica anche dalle parti di Favara. I segni del forte maltempo sono evidenti soprattutto al lido agrigentino di San Leone, dove le strade sono ricoperte di fango e detriti come al viale dei Giardini e traverse interne. Se da un lato gli uffici dell'ex provincia si sono subito attivati, dall'altro lato c'è da dire che da parte del Comune fino alle 11 di questa mattina non si era visto ancora nessuno per liberare le strade a San Leone come a Fontanelle. Come dire che basta emanare i comunicati sull'allerta meteo per sentirsi a posto con la coscienza. Ecco allora la domanda della gente: quando verranno rimossi fango e detriti dalle strade di Agrigento? Intanto oggi scuole chiuse per decisione dei sindaci in tutta la provincia.